Bene, VSTV siamo in diretta su Cinema Ariston, poi l'ultima torrata del Tenor Rap. Buonasera, se cortesemente prendiamo posto possiamo dare inizio ai nostri lavori. Benvenuti, allora ben trovati, siamo al terzo e conclusivo appuntamento della seconda edizione del Festival Tenor Rap, che davvero è il pregio, mi piace sottolinearlo proprio in apertura, di fare, come dire, il punto per tentare di fissare, insomma, in termini ancora più precisi che cosa oggi rappresenti questa particolare espressione del nostro patrimonio etnomusicale, e più in generale forse questa rassegna ci consente di verificare come si manifesta oggi ai giorni nostri la cultura popolare, quella che deriva dalla nostra tradizione, cioè se sotto forma di, come dire, quasi reperti museali, oppure se ci nutriamo meglio nel significato della parola tradere, da cui tradizione deriva, di elementi che invece vanno conservati e trasmessi, che quindi potrebbero essere soggetti anche a modifiche e variazioni impercettibili, forse anche legate al cambiamento anche dei nostri gusti, come dire, estetici. Sono questi, credo, aspetti e riflessioni che comunque emergeranno attraverso i contributi dei nostri relatori, che tra poco vi presenterò e ai quali tra poco daremo soprattutto voce. Inizialmente però inviterei Mario Sarna, che è il delegato alla cultura e al patrimonio identitario del comune di Bitti, a porgere un primo saluto a quanti partecipano, presenziano a questa nostra manifestazione. Prego. Buonasera a tutti e benvenuti. Stasera nuovamente il Salone Ariston è pieno, quindi mi fa veramente molto piacere, credo che faccia piacere a tutti, non solo a noi dell'amministrazione, per la quale porto i saluti, ma anche ai relatori. Venire a Bitti appunto e trovare un pubblico così accogliente e caloroso. Stasera, come ha anticipato bene Giacomo Serrelli, ci sarà l'ultima serata dell'evento Tenor Rap. Io mi volevo un po' soffermare a spiegare in pochissime parole che cosa rappresenta questo evento, a partire dal suo nome. Come sicuramente tutti immaginerete, Tenor Rap appunto è l'unione di due nomi, quindi tenore e rap, quindi l'unione di due musiche. Questo nome nasce nella prima edizione per voler confrontare in maniera specifica il canto a tenore e il rap, ma il nome rimane anche per le edizioni seguenti, perché appunto è un nome simbolico, è una finalità, il nome rappresenta appunto una finalità, che è quella di raggiungere altre musiche, di non chiudersi nel proprio territorio, valorizzare solo ciò che si ha da presentare in casa propria, ma aprirsi al mondo attraverso la musica. Quindi questa è la finalità di Tenor Rap, quindi non sia il nome a, come dire, confondere gli intenti dell'iniziativa. Detto questo, io ringrazio nuovamente tutti i presenti e in particolare volevo nuovamente ringraziare la cooperativa Istelai, senza la quale questo evento non sarebbe stato possibile. E in particolare mi preme ringraziare l'Ufficio Cultura a nome del funzionario Lucia Palmas, che veramente si è prodigata oltremodo per la riuscita non solo di questo evento ma di tutti gli eventi che nel corso di questo programma natalizio si stanno svolgendo. E poi insomma sono molto emozionato stasera perché questa tematica, come saprete, mi tocca da vicino, e sono anche emozionato perché la serata si concluderà con la consegna
a zio Daniele stasera qui presente di una importante onorificenza, ma non vi anticipo niente. Do la parola ai relatori e vi auguro buona serata. Grazie Magozzana. Prima di dare la parola ai relatori, credo che sia doveroso anche sottolineare una presenza importante, una partecipazione a questo nostro incontro di stasera particolarmente significativa, quella, come posso definirla, del mondo dei conservatori, di un'istituzione insomma che è rivolta come sua missione a un ambito di musica colta, che invece poi si apre, come vediamo quest'oggi, a espressione della nostra musica, della nostra tradizione popolare. E qui con noi stasera gli cedo volentieri la parola per un saluto anche Ivaro Iai, che è presidente del Conservatorio di Sassari, ma è anche presidente della Conferenza Nazionale dei Presidenti dei Conservatori Italiani. Prego. Anzitutto, buonasera a tutte e a tutti. Rivolgo un saluto cordiale a tutte le persone presenti che sono sicuramente appassionate di musica, di arte e di cultura. Un saluto doveroso al sindaco della vostra città che rappresenta tutti voi e gli ospiti. Un saluto a nome del Conservatorio di Sassari, lo porgo assieme al professor Gian Nicola Spanu. Da solo avrebbe potuto sicuramente rappresentare il Conservatorio Luigi Canepa di Sassari. Un saluto anche a nome della Conferenza Nazionale dei Conservatori, che immeritatamente da luglio presiedo. In questi giorni, prima di venire qua, ho rivisto e riascoltato alcuni racconti di Daniele Cosselli, presi da internet. Questi racconti mi hanno indotto ad alcune riflessioni. Proprio mentre spiegava l'origine del canto a tenore, che così abilmente, con grande maestria, con il tenore Raimundo Elocu hanno portato in giro per tutto il mondo. Sono riusciti addirittura a conquistare grandi interpreti e compositori della musica, con una contaminazione che è stata efficace non solo per loro ma anche per la nostra Sardegna. Queste due riflessioni sono state indotte proprio dalle parole di Daniele Cosselli. La prima è, poi sarà il professor Gian Nicola Spanu ad approfondire l'argomento, lo prego perché è una cosa a cui tengo tanto. Il canto a tenore è nato per essere cantato da maschi. Si è provato a farlo cantare anche da donne, ma non si è riusciti, questo diceva. Questa è la prima considerazione che Daniele Cosselli ha fatto. La seconda, che è ugualmente molto importante, è che il canto a tenore è nato come tradizione millenaria che si tramanda di padre in figlio, di persona in persona, attraverso l'ascolto e non attraverso lo studio di una musica scritta, di una musica codificata come facciamo noi nei nostri conservatori. E allora le due riflessioni, e poi davvero lascerò spazio a chi meglio di me possa rappresentare la serata di oggi, gli illustri relatori che saluto tutti. La prima riflessione è stata questa. Io non so se voi lo sappiate, ma vengo da un paese qua vicino che si chiama Nule e sono cresciuto con un metronomo naturale che era il battito del sapettenedda che colpiva in modo feroce i tappeti mentre venivano creati. Quello per me era il metronomo di tutta la giornata. Non ho mai ascoltato, quando andavo a visitare le donne, c'erano anche le mie zie, le mie cugine che tessevano i tappeti, non ho mai ascoltato dalle radio che loro ascoltavano durante la tessitura il canto a tenore. Ascoltavano Baglioni, ascoltavano Cocciante, ascoltavano Eros Ramazzotti. E allora la riflessione che pongo è questa: forse è stato anche un canto destinato solo ai maschi, o ascoltato solo dai maschi. È qualcosa che mi ha fatto molto riflettere, almeno nella nostra Sardegna, nelle nostre zone, nelle nostre aree. Io ho conosciuto persone che venivano da fuori di sesso femminile che avevano i brividi ad ascoltare il canto a tenore. La seconda riflessione, poi davvero finirò, è: ma davvero il canto a tenore può essere solo una musica tramandata per tradizione orale?
non può essere codificata, non può essere insegnata nei nostri conservatori? E questa è la riflessione che lascio non solo a tutti voi, ma soprattutto all'illustre professor Spano che ci rappresenterà la sua idea sul punto. Chiudo augurando a tutti voi un felice anno nuovo e soprattutto augurandovi di ascoltare sempre la musica più bella, tra cui anche quella del canto a tenore. Viva la musica, vivano tutte le arti. Grazie molto Iai. Direi che questa seconda edizione di Tenorep, soprattutto in questo suo terzo e conclusivo atto, ha avuto anche il merito di raccogliere, insomma, di mettere insieme i tantissimi amici ed estimatori di Daniele Cossellu. Tra loro direi soprattutto anche la signora Rina Lattu, la presidente dell'Avis, che non potendosi trattenere per tutti i lavori del nostro incontro, voleva rivolgere proprio un saluto alla persona di Daniele. Se crede mi avvicino io col microfono, signora Lattu, forse possiamo risolvere anche così, prego. Buonasera a tutti, vi devo dire una cosa, una verità vi devo confessare. Io sono qui stasera, non posso trattenermi perché ho qualche problemino di salute, però sono qui e sto bene e sono felice e contenta. Però era una promessa che avevo fatto a Fiutamielle, quindi è una mia riflessione personale di 1 minuto che volevo fare proprio in apertura di questo convegno e poi vi augurerò un buon lavoro. Perché Fiutamielle? Perché io ritengo che sia una delle persone, degli assi portanti della centralità che sta acquistando il nostro paese, che è un piccolo paese di 2 anime al centro della Sardegna, ma che sta acquisendo un'importanza addirittura internazionale. Allora, Fiutamielle, rispondetemi bene. Allora, io ho una stima particolare per lui, siccome ha iniziato forse da solo a fare uno studio del canto a tenore, quindi poteva starsene tranquillo per fatti suoi e non fare niente. Questa era una scelta legittima. Oppure poteva vendere il suo repertorio e le sue conoscenze a chi in quel momento gli pareva opportuno e avrebbe potuto farlo perché era un lavoro suo. Però subito dopo che cosa ha fatto? Ha costituito il gruppo dei tenores di Bitiri Munnueluk, quindi a Ovannaia Fiutamielle, da nessuna parte. C'è un detto che dice chi torna a Domusua spirbitu, non so se facciamo la traduzione immediata da noi, cioè chi ritorna nella propria casa e la propria casa per lui era Biti, non si perde mai perché riaffonda le sue radici, che sono veramente forti, Fiutamielle, le vostre radici. Le vostre radici ci hanno dato la forza di andare avanti nel presente e con la possibilità anche di costruire un futuro. Quindi io di questo sono molto contenta, anche perché si è reso conto, tornando al suo paese, che c'erano dei gruppi che nascevano a dismisura, quindi nuovi gruppi di tenores, piccoli o grandi, nuovi gruppi di persone che volevano comunque tramandare le nostre tradizioni e nessuno si sarebbe tirato indietro, e di questo lui era veramente felice ed è tornato appunto a casa sua. L'altra cosa, non so più chi l'ha detto, Gais in che modi ti subesti in paran come un lunaro chieste, ma già lo sapevo pure. E quindi Fiutamielle è così, è una forza della natura, infatti ci darà sostegno per andare avanti in questa io vi auguro, l'età non la possiamo assolutamente ipotizzare prima, però prosciuchidorate Fiutamielle commentesi narata Gais in che modi ti subesti in paran. E quindi noi andiamo in questa direzione. Se poi il signor Sindaco mi consente di inserirmi anche in questa discussione con Fiutamielle, non per mettermi in vetrina, però io ho fatto 40 anni per il paese di volontariato, il volontariato gratuito, insegnando a tutti il segno del dono e aiutando soprattutto le persone bisognose
e meno fortunate di noi, di chi aveva meno salute. Quindi io credo che anche in questo abbiamo contribuito, come dire, ad arricchire il nostro paese. Quindi io veramente qui mi chiudo, mi dispiace che non posso partecipare a tutti i lavori, ma so che sarà una giornata bellissima, perché anche se sono più o meno alletata, io seguo tutti i lavori che fate, col computer, col telefono, quindi sono presente a Bitti. Non sarà facile liberarvi di me. Grazie. Grazie molto alla signora Latto, anche perché credo che forse ci abbia dato anche qualche spunto ulteriore di riflessione al nostro dibattito, quando sottolineava, come dire, che grazie al tenore, a Daniele, c'è stata un'apertura internazionale di questa espressione della cultura propria di Bitti, senza peraltro mai dimenticare, senza mai abbandonare le proprie radici. E credo che comunque, come la signora Lattu, che magari non potrà seguire il resto dei nostri lavori, molti altri qui a Bitti potranno seguirci attraverso la diretta che è in corso di Bitti TV con Bustiano Composto, che è all'opera, che ringraziamo ovviamente anche per questo suo contributo. Allora, proviamo a entrare nel merito della nostra discussione di stasera, della nostra riflessione di stasera con i nostri ospiti. Alcuni li conoscete perché praticamente giocano in casa. Molto rapidamente, alla mia destra il professor Giannicola Spano, docente al Conservatorio Luigi Canepa di Sassari. Robert Cazzetta non ha bisogno di ulteriori presentazioni, anche perché ha lasciato un segnale, come dire, una testimonianza molto importante sul piano artistico di quello che è il tenore, che cosa rappresenta per l'intera comunità di Bitti. Bachisio Bandino ugualmente non ha bisogno di tante presentazioni, come pure Sebastiano Pilogio, e poi il sindaco Giuseppe Cicolini, sul quale torneremo, anche perché ci sono progetti importanti che riguardano la cultura qui a Bitti. Allora, abbiamo parlato molto di conservatorio, Giannicola, quindi a questo punto passo subito il testimone a te per provare a illustrarci quello che appunto può essere il ruolo del conservatorio. Io lo dicevo in apertura, un'istituzione che certo è rivolta ad un altro mondo musicale e culturale, quello che può essere il ruolo del conservatorio, senza dimenticare che comunque già oltre 20 anni fa, se ricordo bene intorno al 2000, già a Cagliari erano stati aperti dei corsi sperimentali di etnomusicologia, a cui poi sono seguiti anche quelli di se ricordo bene. Nel caso sbagliassi correggimi e ti passo senz'altro la parola. Prego. Bene, buonasera, grazie della presenza così numerosa e grazie agli organizzatori che hanno pensato a me, soprattutto al mio presidente al quadrato, presidente dei presidenti, insomma, che in qualche modo ha voluto che fossi qua indegnamente, forse a rappresentare il Conservatorio di Sassari, per mettere una serie di questioni sul tavolo, più che dare risposte, fare ulteriori domande se ancora ne servissero. Infatti io oggi ho preparato una relazione che in realtà non userò, perché già nel percorso da Nure a Bitti il presidente, l'avvocato Iai, mi ha posto una serie di altre questioni chiedendomi espressamente di dare dei miei pareri, quindi di fatto questo ha deviato notevolmente la mia, diciamo, l'impostazione iniziale, e molto volentieri lo faccio, anche se ovviamente magari questo intervento non avrà quella coerenza, quella, diciamo, rigidità che avevo pensato, ma comunque penso che possa giovare, prendere spunto da una serie di questioni e svilupparle, e magari le svilupperò in qualche modo in due tempi, se mi è consentito da chi conduce, da chi coordina questa tavola rotonda, ecco, in forma di isterrida di torrada, cioè di una serie di elementi che vengono così proposti così, sotto forma così interrogativa, al quale poi cercherò di dare nella seconda parte magari del mio intervento, quando gli altri avranno parlato, possibili risposte che essenzialmente possono concretizzarsi intorno: ma perché il conservatorio, che è un'istituzione che nasce in Italia peraltro come scuola professionalizzante di musica, ma della musica
cosiddetta colta, della musica classica, della musica dotta, come vogliamo chiamarla, la chiamiamo, e dovrebbe occuparsi di altri repertori, di altri generi, di altre storie che in qualche modo per i quali non è programmata. Fatta questa domanda, la risposta può essere certo che può farlo, ma ci arriveremo con una certa approssimazione. Ma ci chiediamo, ma il conservatorio di oggi, così come è strutturato, è in grado di reggere questa responsabilità, cioè di assumersi il compito, la funzione di formare anche quei repertori, quelle musiche che non gli sono propri? Allora, partiamo un po' dall'origine e pensiamo che in qualche modo le musiche che noi ascoltiamo siano esse musiche della cosiddetta tradizione colta, perché anche nell'ambito della musica cosiddetta colta, classica, come vogliamo chiamarla, esiste una tradizione. La tradizione non è solamente una tradizione orale, ma anche una tradizione appunto scritta. Noi abbiamo una nostra tradizione. E dicevamo, le musiche non sono solamente ciò che noi ascoltiamo. Quello che noi ascoltiamo e che vediamo non sono che, dicono gli antropologi della musica, la punta di un iceberg, cioè la parte emersa di un mondo che sta sotto, senza il qual mondo quello che noi sentiamo non esisterebbe, perché è strettamente connessa con una cultura, con una tradizione, con una storia, con un modo di concepire la realtà appunto profondo. Questo principio vale per la musica popolare, per la musica tradizionale, popolare, vale per il jazz, vale anche di fatto per la popular music, no? Tutte le musiche hanno un loro background. Io ai miei allievi cerco di far capire come la musica per launetas e il repertorio per tenore non è diverso solamente perché in qualche modo sono diverse gli strumenti messi in gioco, è diversa il repertorio che si esegue, ma è diverso anche perché sono due culture, una tipicamente latifondista e individualista, quella del campidano, no? Dove conta l'individuo, diciamo così, il padrone, e poi ci sono gli operai, che ha sviluppato la figura del professionista, del suonatore, che è un po' il divo della serata, che in qualche modo è al centro della situazione. Diverso è il canto a tenore, dove invece, che è espressione della cultura barbaricina molto più solidaristica, dove i rapporti tra le persone sono fondamentali, dove non c'è dove la ricchezza è anche più distribuita un po' per tutti, dove la vita comunitaria è una vita fatta di scambi, è fatta di solidarietà e quant'altro, e questo ha determinato quel tipo di canto, il canto a tenore, che è specchio diretto di quella società, di quel modo di concepire la vita prima ancora che di concepire, diciamo, la musica. E allora come facciamo a distaccare la musica dal suo terreno in cui è nata, in cui è sorta, in cui si è sviluppata? È molto difficile, per cui di fatto quando la musica è in qualche modo una espressione di una cultura ed è collegata a quella cultura. Lo ripeto ancora una volta, è la parte emersa di un iceberg di cui non vediamo i confini, ma sicuramente è molto vasto, ma che sta sotto, ma che esiste, senza il quale non esisterebbe la parte emersa. Fatta questa, considerazione, allora ci chiediamo, ma anche l'insegnamento di quel repertorio è strettamente connesso con le dinamiche della cultura da cui proviene. Cioè è chiaro che il modo con cui si apprende le launetas era tipicamente quello del professionismo, andare a bottega da un suonatore il quale ti insegnava non solo a mettere le dita sullo strumento. Imparare a suonare le launetas richiedeva non meno, per un professionista, di una decina d'anni, non meno. Però per suonare lo strumento ci volevano non più di un anno. Un bravo ragazzo in un anno sapeva già mettere le dita sullo strumento, e gli altri 9 anni cos'erano? Erano apprendimento del repertorio, memorizzando centinaia e centinaia di moduli che poi avrebbe saputo utilizzare. Questo sistema di apprendimento è tipicamente l'apprendimento delle launetas, che
a un livello professionale essenzialmente. Quindi c'è tutta una tecnica, una didattica della musica delle Leonidas ben precisa, che ha una sua storia e una sua ragion d'essere. Il canto a tenore si impara diversamente, si impara orecchiando, si impara provando, si impara formando dei gruppi. C'è una dimensione più, se vogliamo, anche, come dire, meno professionale, perché non esistevano nel passato i cori professionisti di tenore come esistevano. Quindi è un'attività, diciamo, legata alla... Per professionista si intende uno che vive di quel lavoro, e nessuno, no, nel passato poteva dire: io di cosa fai di mestiere? Canto a tenore. Non si è mai sentito, credo. Ecco, di conseguenza c'era tutto un modo, l'apprendimento è strettamente connesso con la musica di cui è espressione. Quindi, no, così come nei conservatori l'apprendimento della musica segue dei percorsi che sono stati tracciati nel corso di circa 300 anni di storia dei conservatori di musica. E quindi, anzi, ne parlavo da poco io col presidente, con l'avvocato Iai, dicevo: io sarei per dare ai conservatori italiani il riconoscimento di patrimonio immateriale dell'umanità, perché in realtà in questi 300 anni hanno sviluppato delle tecniche di insegnamento tutte basate sulla oralità. Perché, vi do una notizia: quando noi parliamo di musica classica, di musica colta, pensiamo sempre alla musica scritta in opposizione alla musica di tradizione orale. Non è proprio così, perché io non conosco nessuno, vi assicuro, che abbia imparato a suonare il pianoforte, la chitarra e il violino dai libri. Ha sempre avuto bisogno di un insegnante che ascoltava, spiegava, ascoltava. Dai libri non si impara la musica. Ci possono essere i metodi, ci possono essere dei supporti, ma l'insegnamento della musica, vi assicuro, nei conservatori avviene con la oralità. Lo stesso dicasi del jazz. Noi abbiamo nei conservatori i corsi di jazz, ma anche là ci sono delle problematiche, perché anche il jazz si impara in forme diverse, o la popular music, rispetto alla musica colta. E io, ripeto, insegnando in conservatorio, avendo gli alunni di jazz, li vedo talvolta un po' impacciati nell'affrontare delle materie, delle discipline che non sono nelle loro corde, non sono nella loro formazione. E lo stesso potrebbe capitare a chi invece viene dalla formazione della musica popolare. Quindi, diciamo, prendere il conservatorio e tout court farlo diventare una scuola di jazz, di Leonidas, di canto a tenore, di organetto, senza una riflessione, senza modificare, senza predisporre il conservatorio per essere, come dire, più accogliente per questa attività, rischia di vedere fallire il disegno, il progetto, nei termini che probabilmente vanno sviluppati. Se magari se avrò il tempo posso spiegare più tardi in qualche modo. In base al fatto, appunto, che la musica di tradizione orale, i conservatori l'hanno fatto, perché giustamente ha ricordato Giacomo Serreri, i nuovi conservatori, quelli successivi a un anno fatidico, il 1999, no? Che ha segnato con la legge 508 la trasformazione dei conservatori da scuola, diciamo, di musica unici, no? Dalle elementari al diploma, in vere e proprie università della musica, quali siamo noi adesso. Siamo delle istituzioni accademiche di pari grado rispetto all'università, con un 3+2, un triennio di base e un biennio di specializzazione, alla pari delle altre facoltà di lettere, di lingue e quant'altro, allo stesso modo. Quindi abbiamo, ecco, nel momento in cui si è aperta questa possibilità, i conservatori immediatamente nel 2003, lo stesso anno, 2003, primo anno accademico, Cagliari e Sassari hanno attivato dei corsi di etnomusicologia, con delle prospettive o delle finalità che erano simili in quella prima tornata, ma che poi nel tempo sono venute meno. E di questo mi riservo semmai di parlare nella seconda parte del mio intervento, lasciando un po' in sospeso la questione.
Grazie molto intanto a Gian Nicola Spano, che lo ricordo è docente di storia della musica e antropologia musicale al Conservatorio Luigi Canepa di Sassari. Grazie per questo primo contributo nel quale un po' ci ha offerto, come dire, una metodologia di approccio per altre culture musicali all'interno appunto di una struttura, di un'istituzione qual è il Conservatorio. Cosa accade però e cosa sta accadendo soprattutto da un po' di tempo a questa parte, dal momento in cui il tenore sale sul palco, c'è un po' la spettacolarizzazione, no, di questa espressione musicale. E che cosa cambia allora? È una riflessione che vorremmo affidare a Bachisio Bandinu, se lui mi consente, me lo permette. Volevo ricordare soltanto alcune riflessioni di diversi anni fa di Andrea De Plano un po' su questo tema, quando diceva che con l'avvento della tecnologia, con la proposta del folklore quale forma di spettacolo, il canto si fa progetto, ma le cose che portano il canto a tenore a trasformarsi nel corso del XX secolo sono sempre, secondo Andrea De Plano, le seguenti: lo sviluppo delle produzioni discografiche, il revivalismo del folklore nella valutazione della componente regionalistica, così viene definita, del paese, e poi l'appartenenza ideologica dei cantori. Magari sono ancora elementi attuali, ne sono emersi di nuovi, per non arrivare a quello che poi aveva sostenuto Andrea Nonne di Fonni, secondo cui ormai oggi troppa gente, sosteneva questo qualche anno fa, canta sempre più spesso per denaro che non per vera passione. Quando ti esibisci, sosteneva ancora Nonne, a cominciare dalla posizione che assumi, tutto è vincolato allo spettacolo. Vabbè, questa è materia che Bachisio Bandinu conosce perfettamente a fondo, e per questo con maggiore attenzione e interesse siamo pronti ad ascoltare appunto le sue ulteriori riflessioni. Prego Bachisio. Grazie. È quasi superfluo dire a Biti che il tenore nasce su Selleri, però mettiamolo a fuoco questo detto. Selleri è un luogo laico? No, Selleri è un luogo sacro. Sacro non vuol dire religioso, dove delle persone si trovano nel segno della festa, del bere, del comunicare affettuosamente, della gioia, del piacere. In questo senso è un luogo festivo. Il canto nasce nella dimensione festiva. L'anima si sente in festa e canta. Non me la poto mantenere questa ocche. C'è una pulsione necessaria, irrefrenabile. Non me la poto mantenere. Così nasce il canto. Ed è festivo perché è di gruppo, è il gruppo che è nella betola, e c'è sempre un conteggio immediato. Avvisiamo il batto spezzoso, ecco, tu conta, basta, e si canta. Questo canto è necessario, non può essere bloccato, non può non essere, e lo crea la comunità. È un canto che crea la comunità. Non datelo per scontato, perché ditemi un'altra musica che ha creato la comunità. Abiti, per esempio, per fare un esempio. È un canto che la comunità produce come forma dell'eros, del piacere, dell'ascolto, del canto, del ritmo. E all'origine c'è il battito del cuore. Quello è il ritmo. Tutti gli altri canti non sono canti della comunità abiti, sono venuti da fuori. Questo è significativo come prodotto di comunità. E non è solo del gruppo che canta, perché io bambino nei primi anni 50, uscendo di casa,
E attraversando il corso sento queste sonorità dei tenores, i più diversi, battono kimbetan, che non sono ufficiali, e il trovarsi del gruppo nella bettola che esprime questa sua pulsione di sonorità. E che cosa avviene nel bambino e nelle persone che escono e ascoltano? Avviene che immagazzinano questo canto e diventa canto della profondità dell'animo. Diventa cioè qualcosa che noi introiettiamo e fa parte di una sonorità profonda che rimane sempre, perché è singolare, perché è identitaria e perché è unica. Non ci sono altre sonorità. Quindi voi dovete intendere che questo clima dei tenores nel paese di Biti in quegli anni è un formarsi di un sentimento, di un'attitudine ad un ascolto di una certa musica, ad una introiezione profonda in sas intragnas, e fa parte profonda dell'intera comunità. Questo è qualcosa, se ci pensate bene, qualcosa di miracoloso, di intensamente umano, perché le altre sono occasionali, sono momenti musicali. Questo non è momento, è l'interezza comunitaria del canto e del piacere del canto e dell'ascolto. Ed è complessamente molteplice, sul tenore del Battore Tonnino, non itti sul tenore de Amaretti, o de Cozzedo de Michele Chisinetto, e so che de Bachireddu Bannino, de Siantonetti, una che ballo, e invece so che Cozzedo una campanetta, e so che Michele Chisinetto una che nasale. Ma tutte queste molteplicità, pure diverse ed esposte alla sensibilità e all'invenzione del singolo gruppo, appartengono a un comune canto che namus coste un tenore di Fichescio. Vedete come la molteplicità si racchiude alla fine in un'identità del paese e su tenore di si. Il molteplice che si riduce ad unicum e si qualifica come identitario del paese. Venendo come premessa alla tua domanda, cosa accade? Che questa tradizione, come tutte le tradizioni popolari, nel contatto che sa modernitate, comincia a non strutturarsi più come tradizione popolare, perché sta venendo meno. È come un lento languire, quasi non ce ne accorgiamo, e ogni anno si perde qualcosa, sino ad arrivare al punto la rugai esistisi, sono cantando a tenore, pastorazza. E no, cosa sta avvenendo? Sta avvenendo che la tradizione non è più tradizione popolare, ma stanno avvenendo altre sonorità. E mia sorella canta le canzoni di Sanremo e mio fratello canta da tenore. Sa cosa? Non è facile da comprendere cosa sta succedendo. Sta succedendo che quella sonorità non è più di appartenenza profonda, ma è già classificata come sottovalore. Sta avvenendo un processo di trasformazione, una diversa accoglienza di suoni, di sonorità differenti, che in qualche modo stanno entrando nell'ascolto e soprattutto poi con la televisione, ma già nella radio. Questo perdersi potrebbe porre fine al canto a tenore. Se si classifica come pastorazza e lo si qualifica in senso negativo, denigrativo, potrebbe anche spendersi come tante altre tradizioni. La qualifica negativa lo degrada e lo respinge e muore. È lì che nasce il passaggio
dalla bettola al palco. È lì che tutta la diversità dei tenores, dei biti, comincia a raggrupparsi in un tenore da palco. Cosa sta avvenendo? E chi è l'artefice di questo procedimento? Beh, possiamo dire che è Starielli Cossegno. Di questo passaggio dalla forma dispersiva, popolare della comunità a un luogo prestabilito, a un luogo costruito. Il palco si costruisce. Se si costruisce in uno spazio nuovo, è un nuovo altare, è un nuovo rito, è una nuova cerimonia. E questa cerimonia comincia a configurarsi come istituzione. Quella è una istituzione. Ed è consacrata da un nome, ed è un nome proprio che qualifica Raimundo e Loco. Recupera il canto della tradizione e così garantisce la continuità. C'è tutta un'eredità di Canno, Tarielle, Cantaia, ci sono Silleri, normale come tanto Satteros, ma in questo momento come istituzione avviene un passaggio, che è un passaggio di spazio, non è la bettola e il palco, ma è un passaggio che misura lo stacco tra la popolazione e il canto, perché prima quel canto era popolare nel senso di un vissuto della gente, adesso la gente diventa spettatori, il palco crea lo spettatore ed è spettatore anche il competente che però diventa spettatore e ascolta e giudica. Questo stacco è fondamentale per capire il passaggio dello spazio nuovo, stavolta sì spazio laico che è il palco, e il tenore si configura secondo un modello, perché non appartiene più alla dispersione molteplice della popolazione bitese, ma appartiene a una nuova dimensione architettonica, che è questa costruzione dove uno si esibisce, cioè nel senso che si mostra al popolo spettatore. Questo è nuovo, non esisteva prima. È chiaro che si sta passando da una tradizione popolare, vuol dire vissuta dal popolo, a qualcosa di nuovo, di una tradizione che permane ma attraverso modalità nuove che sono quelle dell'istituzione palco, dell'ascolto, del piacere dell'ascolto e del giudizio sulla valutazione, sono bravo, non sono bravo, eccetera. A questo punto interviene un terzo elemento, la macchina da presa. Se è spettacolo pubblico viene ripreso dalla telecamera. Che effetto fa la ripresa? Prima era sempre sì nel palco, il palco è per eccellenza un mostrarsi, è spettacolo, ma adesso non diventa solo spettacolo, dove tu sei ancora soggetto dinamico del canto. Adesso questa macchina ti condiziona sul palco e ti costringe a determinati linguaggi del corpo, perché i linguaggi del corpo nella festa è quella del cerchio. Giorbato, spezzo sono, come dire, raggrumati assieme, se si potesse dire, per sentire se bisogno, si sa che si intende. Il cerchio ti fa sentire se bisemos o non bisemos, se scussertu e cunsero, in latino intrecciare, cussertare. Nel palco non c'è. Il palco ti costringe, è il mezzo televisivo, è la cinepresa che ti costringe, sa che ha un'ala, che non ha un microfono, e bassa contro il mesuoca saterala. State vedendo che si sta disponendo un'altra spazialità, un altro linguaggio spaziale e un altro linguaggio sonoro, dove la voce ha una sua autonomia e la concordanza avviene in una spazialità segmentata, differente. È qualcosa di diverso. A noi non lo sparica tanto sul tenore este, ma sono fondamentali
queste diverse distribuzioni dei corpi, non sono più corpo unico, che mano gettata in palasa, una unità profonda di gruppo, di persona, di corpi, di carne e di voce. Lo spettacolo ti costringe invece alla singolarità della voce. Come nel ballo, ti costringe da un ballo di schiena a un ballo di gambe e ti costringe alla fine con la zoomata sui piedi a un ballo di piedi, quello che io chiamo ballo pedestre. E questa è una trasformazione profonda. Ma sapete cosa vuol dire? Passare da esischina, cioè la spina dorsale, chirpilata, a un ballo, a un yokude ancasa, e a un yokude due pedese, la zoomata, e la yokusse. Quella è la spettacolarizzazione degradata. Però degradata è un moralismo, è il nuovo modo di vivere, di concepire il ballo e di concepire il canto. E non bisogna fare classificazioni moralistiche, mi è sfuggita, perché noi siamo sempre moralisti, i sardi sono moralisti, sempre, e bisogna smetterla forse. E quindi vedete tutte queste trasformazioni. E Daniele è stato, come dire, l'artefice di tutti questi processi. E io mi chiedo, senza questo passaggio, poté amore su tenore? No, non è da escludere, perché di fatto tante cose muoiono, cioè le cose si esauriscono, sono espressioni culturali, quando non c'è più un sentimento profondo, si esaurisce lentamente come ogni espressione vitale e muore. E si spegne proprio così, dolcemente. Il fatto di averlo portato al palco, che è considerato spesso dai moralisti, non è più, era l'inevitabile processo di trasformazione, perché si stava trasformando tutta la comunità, perché si stava trasformando un'antropologia culturale intera, dei linguaggi del corpo, delle sonorità diverse. Per cui se tu ascolti sonorità numerose esterne, dopo il canto a tenore lo canti tenendo conto di quelle sonorità. Quando si dice, come Michelangelo Pire, Andrea De Plano, ne ho parlato con entrambi, e quando è corrente comunemente si accetta che su basso est rumore del suore, esa contra, esa mesuoche, è un modo di dire, non può essere così ovviamente. Il grande musicista Bartók ha detto i fenomeni musicali sono fenomeni di creazione, di invenzione dell'animo umano, non sono processi imitativi, imitativi da forme naturali. Ciò non vuol dire che le sonorità del mondo pastorale, la sonorità del muggito, la sonorità del belare, la sonorità del cane, del gatto, di tutti gli animali, la sonorità del vento, del frastuono, della pietra, tutto questo forma la sonorità antropologica di quella cultura, ma non che su basso venita e su oe. È che così riduciamo l'invenzione, la creazione umana a un mimetismo di basso grado. Per concludere, perché l'argomento, voi potete capire, mi dovete curare sul microfono, è che questi passaggi sono interessanti osservarli per vedere come si stanno trasformando e come Daniele oggi rappresenti il fulcro di tutti questi processi, colui che ha vissuto dentro tutti questi passaggi, che è documento vivente di tutti questi procedimenti, di come lui cantava ventenne con sentimenti di allora e come canta ora, con sentimenti assolutamente diversi. Non pensate, Daniele è sempre Daniele, sì, certo, l'identità è quella, ma Daniele ha immagazzinato, ha parlato con Peter Gabriel, ha ascoltato sonorità differenti e tenendo la sua identità ha messo dentro comunque anche non volente sonorità differenti, e che allora si configura e inventa una mesuoche che non è quella bittese tradizionale. La mesuoche bittese tradizionale è un ricamo, la mesuoche di Daniele è avvolgente, avvolge tutto il tenore, tutto. E uno potrebbe dire, no, ma allora ha cambiato.
Ma tradere vuol dire anche tramandare, e vuol dire anche tradurre, e vuol dire anche tradire, la stessa radice del verbo. È bene che ci sia un tradurre e un tradire, perché la tradizione popolare è popolare se cammina con la comunità. Se si ferma a livello museale fermo, muore. Allora è bene che Pitti tenga tutte e due. A Santica e Zanesuoche è una campanella che entra qua e là e fa ricamo sul tappeto. Non è strutturale al tappeto, non è tessuta dal telaio. E invece quella italiana fa parte della tessitura intera del tappeto. E questo è il modificarsi, l'andare avanti. Su tenore dice non deve tenere, ma il jazz era del negro americano e dei negri e origine negra, e noi abbiamo un esponente in Sardegna come Paolo Fresi e tutti lo cantano. E perché non concedere al tenore un'evoluzione? Credo siamo rimasti tutti affascinati e rapiti dalle considerazioni e dalle riflessioni di Bacchisio Bandino, che ringraziamo intanto per averci accompagnato in questa sorta di itinerario nel quale il tenore, dalla intima partecipazione della comunità in Suzzilleri, viene catapultato in un'altra dimensione, in un altro mondo, quello appunto del palco, effetto appunto anche dell'avanzare dei tempi, la modernità, la contemporaneità che ci accompagna, subendo quindi anche tutte le influenze del caso. Però forse è anche pur vero che il canto a tenore può influenzare anche altre forme espressive, altre forme d'arte. È la riflessione che affidiamo in questo caso a Robert Carzedda di Terra Pintada. Lo spiegherà lui, è autore tra l'altro appunto di un'opera d'arte che in qualche modo vuole esemplificare a quanti arrivano a Bitti che cos'è veramente il canto a tenore all'interno di questa comunità, l'influenza del canto a tenore nell'arte, senza che dobbiamo pensare necessariamente alle riproduzioni dei quartetti di tenore in quadri dipinti di grandi pittori, oppure anche ai murales che ci ha lasciato Francesco del Casino Orgosolo, insomma. Sì. Buonasera a tutti. L'influenza del canto a tenore nell'arte. Io non sono uno storico dell'arte, per cui non farò analisi, insomma, di tipo storico e tantomeno critico. Sono un artigiano che ha realizzato un'opera, poi spiegherò che tipo di opera. Però devo dire una cosa: quando noi abbiamo fatto quell'opera all'ingresso del paese, che è stata commissionata dall'amministrazione comunale, che voleva omaggiare il canto a tenore, diciamo, attestarsi come paese del tenore, e voleva un'opera che in qualche modo mettesse un punto, no? Salutasse, desse il benvenuto a chi entrava in paese, attestandosi sotto questo, diciamo, cappello, insomma, ecco, di paese dei tenores, insomma. È stata una sfida molto, come dire, gravosa e difficile, perché non esisteva non esiste una storia nella storia dell'arte, un qualcosa a cui noi potevamo fare riferimento, per esempio. Se uno oggi facesse una ricerca in rete e mette le due parole chiave tenores e arti visive, per esempio, tenores e scultura contemporanea, non trova niente. Quindi oggi mi si chiede di parlare, ma parlerò di un qualcosa, dell'assenza di un qualcosa, perché non ci sono riferimenti. Quello che si può trovare appunto sono i
il tenore che ha dipinto del Casino ad Orgosolo, l'espressione di qualche artigiano che ha realizzato il tenore, gli ha dato foggia, insomma, in vari materiali, dal cemento alla ceramica, però non esiste una riflessione vera e propria sul canto a tenores. Cioè chi ha realizzato qualcosa legato ai tenores ha focalizzato la sua attenzione sul personaggio, cioè sui cantori. Non c'è stata, perlomeno che io sappia o che io abbia notizia, una riflessione vera e propria sul canto a tenores. Quindi quando noi abbiamo affrontato questo lavoro per l'ingresso del paese, la riflessione era: ma che cosa facciamo? Facciamo batto homines in berrita che si abbracciano e fanno finta in atteggiamento insomma di canto? Ecco, abbiamo eliminato sin da subito questo tipo di che per noi poteva essere, noi abbiamo pensato fosse una scappatoia, insomma era molto, sembrava anche di banalizzare un po', no? il tema, e quindi nell'affrontare l'omaggio al canto a tenore abbiamo pensato invece di fare più che un omaggio ai cantori, di fare un omaggio alla comunità e alla diciamo, alla cultura da cui nasce il canto a tenore. E tutto questo l'abbiamo fatto con un linguaggio più contemporaneo, insomma, no? Quindi abbiamo eliminato la figurazione, per cui non vedrete, non riconoscerete volti, non riconoscerete persone, ma ci sono i volti, ci sono le persone, e che tutto è diciamo, come dire, delineato con un linguaggio più contemporaneo, per cui è tutto un gioco di simboli. Il canto a tenore nasce in una comunità come la nostra, insomma, agropastorale, è la cosa più, una cosa che salta, insomma, è preminente nella nostra comunità, nel nostro paesaggio, nei nostri luoghi, è la natura. Quindi abbiamo pensato che il canto a tenore poteva, la comunità, ecco, la comunità abitese, la comunità, insomma, barbaricina, poteva essere rappresentata da questa selva di lastre in acciaio che sorreggono 4 grandi massi realizzati in ceramica, che imitano in qualche modo, che imitano dei massi di pietra a simboleggiare i 4 cantori. Ecco, tutto questo, questa selva di, diciamo, queste lastre conficcate nel terreno non sono mutte, ma portano in sé incisi dei simboli che rimandano alla comunità agropastorale, no? Per cui si riconosce il campanaccio, o Zaleppa, la forbice per tosare. Però tutto questo però ci sono anche dei segni contemporanei, per cui ci sono anche dei tagli che in qualche modo non sono legati in modo evidente alla nostra tradizione culturale, e quindi c'è questo connubio tra aspetti figurativi strettamente legati appunto alla nostra tradizione e aspetti contemporanei. E poi volevamo anche rifugire dal discorso della monumentalità, no? La monumentalità è qualcosa che il monumento è qualcosa che tu fai un'opera, fai un piedistallo, la metti su quel piedistallo a memoria, a futura memoria. L'opera che abbiamo realizzato noi non ha un piedistallo, ma queste lastre d'acciaio che sorreggono questi massi nascono direttamente dal terreno, no? Come a simboleggiare che questa foresta, insomma, questi alberi che poi diventano foresta, e quindi l'uomo che insieme diventa comunità, quindi c'è questo connubio tra l'uomo e la natura, nascono direttamente, affondano le proprie radici sul luogo, insomma, non sono qualcosa da mettere in pose. Ecco, questi sono i ragionamenti che noi abbiamo fatto. Mi rendo conto che non è di immediata leggibilità tutto questo, è un'opera che però abbiamo voluto affrontare la sfida, no? È un'opera che abbiamo voluto come dire,
volutamente volevamo che fosse un'opera che richiedesse il dialogo di chi la osservava, cioè chi la osservava non doveva riconoscere immediatamente che cosa rappresentava, ma volevamo che invece interrogasse l'osservatore e in questo modo mettere in relazione l'osservatore con l'opera. L'opera stessa non è un qualcosa di chiuso, ma fa passare lo sguardo, attraverso l'opera si vede il Monte Lugula, è sovrastata da essa Rocca, da Sant'Elia, quindi c'è questo rapporto tra la natura e che la circonda, il luogo che la circonda, che per noi era fondamentale. E quindi abbiamo ritenuto, penso, non so se sbagliando, ma non so, questo lo devono dire gli altri, non lo devo dire io, che questo fosse il modo migliore per omaggiare un qualcosa che per noi è quasi scontato, no? Che fa parte di noi, il canto a tenore è qualcosa con cui siamo nati, fa parte della tradizione, sembra qualcosa di intoccabile, invece noi abbiamo voluto affrontare in modo, come dire, anche un po' con uno sguardo, Ivo Serafino Feno nello scrivere il testo critico parla di sguardo obliquo, cioè abbiamo voluto affrontare l'argomento tenore in modo un pochettino più trasversale, insomma, con un linguaggio della contemporaneità, perché riteniamo che un qualcosa di così fortemente radicato in noi possa essere tramandato solo con un linguaggio contemporaneo, insomma, ecco. Poi appunto questo, se l'operazione sia riuscita o meno, non lo so. Devo dare atto all'amministrazione che è stata coraggiosa, nel senso che solitamente un'amministrazione pubblica cerca di in qualche modo utilizzare attraverso gli operatori che coinvolge dei linguaggi, diciamo, più di presa, no? Nel pubblico. A noi ha dato carta bianca, ma ovviamente con convinzione, insomma, ecco, del progetto, e quindi ecco, devo dare atto del coraggio dell'amministrazione in questo caso. Mi ha suggerito questo bell'intervento. Io ho avuto la fortuna invece di avere una scultura ma va a un'altezza di 20 centimetri, il tenore primo di Bitti, Raimondo Lucco, e colgo l'occasione per ricordare, e li riconosco, Battore Tante, Tancredi Tucconi, Piero San, e Cosello, e tutto lo sconosco De Cara, fatto dall'artista dorgalese Gomez, ed è una gioia, io ce l'ho nel mio studio, avere questa scultura che ti parla e ti racconta. Roberto Cazzetta, insomma, ha invece preferito come dire, un'altra raffigurazione, lo ha detto espressamente, no? Questo è un monumento, un'opera d'arte nella quale non si riconoscono le persone, i protagonisti del canto a tenore, e credo che però rappresenti una utile e intelligente proiezione proprio nella nostra contemporaneità, insomma, di questa espressione culturale, insomma, non arido reperto museale, come un po' l'avevamo definito. Con Sebastiano Pilosu, elettromusicologo Sebastiano Pilosu, proviamo ad affacciarci, ad aprire una finestra allora sull'oggi, sulla nostra realtà quotidiana del canto a tenore, se possibile anche in qualche modo provare a raccontare una storia moderna del canto a tenore, tenuto conto che questa è un'espressione tipicamente orale. Forse è accaduto anche che, complice lo scarso interesse che hanno dimostrato intellettuali e studiosi per questo tema, la storia del canto a tenore abbia viaggiato sino ad oggi, forse anch'essa in forma orale. Prego Sebastiano. Salute a tutti. Certo che andava male apposta dell'intesa a Bacchiretto, che è un montone di queste cose che si è chiamato a narrare finza del suo cambiamento e attento sul tenore, e ovviamente sa gente l'ha cambiato, ma Bacchiretto non ci ha spiegato che dal volta sa gente non manco separato dello fare, si è staccattata in un mondo che cambia e ha cambiato il sapore.
e questa è la verità profonda. Però Don Zida tiene da zico su conto suo. Giustamente Bacchi non sa fare dato dei bitti e te va capitato in bitti che a sinistra a su este capitato non naro pezzi sapita del suo tenore, ma naro in Sardegna e in Italia e sul mondo. Appostisi della seconda guerra, non che il mondo non cambia da innanzi, da sempre, il scambiamento bisogna stato, e hanno cambiato la maniera di vivere della gente e che in questa sa musica, sa saboio, sa maniera di regionare su chi sa e di fare arte, in questo caso musicale. È cambiato sempre, ma dopo appunto di questa seconda guerra mondiale Badapido ha accelerato questo cambiamento della società. Lo che gli voglio dire è che pure mi ha segnato così che è scazzellato che mi pare che mi tirano a altro argomento, no? Che gli narrare che in Sosanno da sono il 40 e 50, massimo in Sosanno 50, tutta l'idea come è venendo Bacchiretto della cultura nostra è scolata a perdere il suo prestigio che tenia innanzi. Innanzi fimmo noi il mattessi. Salimba fi susardo, tutto l'unaraia susardo, tutto l'unaraia da su schiammo il fagere e il suo mondo bischiammo stare e fimmo a un livello alto, tutto, in tutto al domo, in tutto la famiglia, tutte le famiglie. Fimmo sotto gente de cabale. Mi viene curdo il mezzo e curdo spesso come è sempre stato, ma schiamo a cattare sul luogo. A un certo punto ci conoscemmo sperditos. Non che hanno fatto vinza a sperdere. Si scola, usare che tipo caldo di prima. Bene sa Repubblica, bene sa democrazia, ma democraticamente su sardo. Io vedo il sardo di poter fare in italiano pure. Ma lo fago casevero dello fare. Cacheglio che su sardo sia non possa qualità del suchinaro, ma posso fatto proprio di presenza in intro di una regionata come Taccusta de Oie. Arriviamo del tenore, arriviamo di una cosa che ovviamente non sono spiegati stasera, ma a te sì, è stata la maniera nostra di inventare, di fare l'arte, di fare musica, di non rappresentare. E sa limba s'arreion, su chinammus, as paraulas che severammus, su fraigo di una limba, e finza al debrusu, su nostro, e tanto poco su io, non pezzi no, che ma in donzi loco, faeggio in sardo, quando voto e quando mi comprende. E spero di essere scompreso oggi. E sta vero, a un certo punto, tutto questo è diventato su cantare nostro, è diventato una cosa di seconda categoria, ma non narra di serie Z. Daniele mi l'ha contato bene. Disprezzatos, cazzatos, multatos, che canta io. Tutto questo è scapitato. Tutto questo che ha cazzato la gente dai solzillerisi, dai giocantico. Ma non fa pezzi di zilleri su tenore, che vedo in festa, perché su tenore che rial ballare, su tenore bigheria da può ballare. Pregare, pregatoria a tenore, poesia, gozos, donzi cose, cantare s'amore, canta al volta il mi l'ha scontato, su tenore. E poi Brunutta, anda male, I biti l'hanno manteso, questa generazione. E l'hanno dato bene Bacchiretto, l'ha manteso, è suo protagonista di questa operazione, lo veniamo sentendo suoi, che il babbo Manno non la chiede lo mantenere e che lo mantenza per un graspuro. A terapia al nono, tutto sul logo d'oro cantato a tenore. La registrazione del Castello Sardo di Sugin 28, cantando a tenore a Bocheballo.
cantaiano in tattare, cantaiano soldeaggio sulla mantesa, zigo, non vi la fa che in prusa all'ufagere come si tocca, che non vi canta quasi più niuno, e si bada a te che cantatore se sono nel numero umano. Ma in altra albida, come al nostro, al sul centro Sardegna, che siamo a zigo, prusa a Raina, al forte, il noisco suite, il noisco comente, però rapido quasi in donzida uno Daniele Cossello, no a questo livello, se siamo sino che anda a regionare, si veste su monumenti, si intrada, si scultura che è stata spiegata bene, esca noi scritto siamo stento a Daniele Cossello. Però su conto del suo tenore è diventato, dai su conto della comunità in Trea, che quasi non si importa di denaro, sa moda dei bitti, sa moda di urune, ma chi si importa io tanto? Cantaiamo scomenti schiamo cantare, firmo noi si fa questa cosa, non importa, ma questa zirata, ma che è zirata? Cantamus. E Donzune canta da come te la grata, e Binaschi sempre scosa al noi. E su canta tenore dai gusto al voltas, dai gusto al momento, è diventato uno canto di umines, finza di singolo umines, che come sono sul mitos del suo cantatore moderno, che sono sul mitos, so che non bisogna prus, predetto un anno, su mito ludino, canta differenza dai predetto a Daniele e a Piero pure, canta differenza, canto filludino e canto fin bittichesos, finza il suo cambiamento. E so che hanno registrato sul Durgalese, Zeustino Eritto, e tendeste in Durgale questa gente, mitico. Italo soro in orticale bidichedda che su tenore non è manco conosciuto. Su Salvatore Addisi in bida, in torpedo. Chi sono queste? Persone che non esistono. Pochi non è dentro del suo tenore, ma pochi vive del suo tenore, questi sono mitos, cantadores che noi abbiamo da Gabbale, ma cantatore Naomi nel de Gabbale, che al suo momento chi dotto canto l'uvin l'assende, han seguito, anzi, non solo di seguire, ne hanno fatto un orgoglio personale ed essa ida. Sono diventato il rappresentante personalmente di un mondo che non queria morire. Sono diventato questa rappresentazione vivente di una comunità che vuole campare e vincere questa modernità. Mi adatto, mi muoio, mi ingruno, che golo, mi torno a impilare e so sempre il geo. E se muscolato so in ogimbitti, posa buona sorte de Saida Guru, da questo sanno so de disprezzo. In intra sei di tutto, non so fai delle di altra gente, in intra sei di tutto. De femmine che non vi cantano pruso a tenore, che hanno lasciato su cantare, noi che non besserano, bivini. De femmine che hanno lasciato su sardo puro, che hanno imparato l'italiano sul fizzo, che vai da una prusa in italiano de dotto sasumine, se desa indagini statistiche che bisogna. Può rispondere finza su buite, a volte le cose cambiano, non è uno che regge un pezzo su tenore, è un regge un brul generale, che non le ha tutto, ma se muscolato dai gusto essere unito gioie in una cosa di spanto, come questo serre, no, che uno viene da fuori, da idere, e poi regionale di tenore, una sala prena, come accusta, che donzi oltre di fare più scontento che era narrare, che si vinza siamo scambiato, si vinza non siamo muiato, a sapere se sconto abbiamo sagattato e siamo sagattando la camminera nostra di abbarrare nessi a zigus che filmus o di cambiare ponarre il bisemmus, che bisemmo il galo. Abbiamo fatto sul censimento del suo scantadore a tenore.
tremizze chimbigentos, paragonato a come antefi prima il nulla, ma paragonato a tutto vinza sasatra al formal di musica, canta il musica poten bantare tremizze chimbigentos canta dorese, in bidighedda si sperdidas come al nostra, che non contammus tutto a Sardegna, contammus 70 idas, esagerando che poi bitarate almeda, ma sono battoghimbi che cantano in Cirimpago. Ma quando in una ida come tabiti bagalu oie 80 cantatori a tenore, ischi in cantare a tenore, e binda da 300 in torpè, quando in Orgosolo binda gallo 280, e in Uliana brun de 200, e in Orune 220, in Bidighedas che così che sono isperdenti si può tenere, in Nugoro 250, in Tiniscole uno schento cantatore, in Silano in Orticale. Tutto questo non narra chi a Savvine so sconto hanno scambiato il modo di cantare. Hanno scambiato tutto. Quando a un certo punto uno vicino impara ad ascoltare una registrazione, l'ha nato a chiedere, questo è un modello fissato, stop, tu lo dovresti ascoltare, canta sempre scuda, ascolta 100 volte, sempre scuda, girata tutt'una. Quando non sono spesato il fin del geo, insomma, Nitto, Martanielle, innanzi il de me tanto di anni, non abbiamo 20 gimban, innanzi il de me, può intendere uno tenore, tocca ai figli che non lo canta ieri. Se uno non lo canta ieri, non esistia. Può intendere, lo dovrà sa cantare, lo canta ieri ed è un'altra cantata, differente da quella che ha fatto prima. Quando impara il gai, impara già, no una melodia, un sistema, una zirata, impara una maniera di fare musica. Poi la vaga stue, la vaga scomenta la gente. È difficile se un conservatorio va a scolare questo. Difficilissimo, che è scomentato, è una cultura musicale. È una maniera di pensare la musica, è una maniera di pensare pari si va di musica, della pensare in battoro, di arraionare di musica in questo momento in battoro e di creare donzi altra musica, ma che Leonardo Subizzin noi però, e te sei visto per capitare che in YouTube, che in tutte le pubblicazioni che bisogna, chi da esempio spero, ne teniamo il mizzas, non 2 o 3 battero con la registrazione, teniamo il mizzas e torniamo a un montone di esempi e impariamo a bella donzi pizzino, impara che non tiene un modello, ma che ne tiene 100, 200. Poi vi torniamo. Grazie anche a Sebastiano Pilogiu. Allora, il legame tra il canto a tenore e la comunità di Bitti è indissolubile, è davvero anche quasi banale rimarcarlo in questa sede, è una risorsa culturale di questa comunità, può diventare anche una importante risorsa anche di carattere economico e soprattutto può essere una risorsa da lasciare ai posteri. In questo senso forse si inquadra anche l'attività svolta in questi anni dall'amministrazione comunale di Bitti per la realizzazione di un museo, un altro è alle porte e testimoniano queste realtà, credo, la volontà di non ingabbiare questa forma espressiva, ma invece darle una ulteriore proiezione esterna rivolta anche al futuro. Giuseppe Ciccolini, allora, è sindaco di Bitti, affidiamo il compito di parlarci anche di questi progetti, di questa realtà, di questa museizzazione, un termine che già detto così fa storcere il naso, che però invece nasconde probabilmente ambizioni molto, molto diverse da parte dell'amministrazione. Sì, grazie Giacomo, mi sento un po' un agente esterno in questa tavola rotonda così di alto livello, davvero. Io penso, come vedo il pubblico di fronte, la sensazione durante gli interventi è quella di meraviglia, no? Si può parlare del canto a tenore come di qualsiasi altra forma d'arte e con contenuti anche sempre diversi. È facile quindi stasera trarre ispirazione dagli interventi che mi hanno
preceduto. Fatemi dire però prima due parole su Tenor Rap, su chi l'ha ideato e sulla serata che oggi trascorriamo insieme. Tenor Rap è stata una delle prime proposte che Mario Sanna mi ha fatto quando è entrato in amministrazione 1 anno e mezzo fa, e io ho provato a fare la mia parte per incoraggiare questa iniziativa che si capiva dal nome Tenor Rap, no? Che, a parte che suona benissimo, che poteva essere un contenitore capace di dare uno spazio, un luogo dove raccontiamo noi stessi, perché la straordinaria esperienza dei tenores di Bitti è proprio questa: partire dalle radici e poi incontrare il mondo della musica a tutti i livelli e confrontarsi alla pari, anzi magari con un tanto di umiltà che però non è stata una sottomissione, ma è stato un modo per assorbire nuove esperienze, come diceva prima Bacchireddu, da quella musica trovare nuova ispirazione e quindi un modo nuovo e contemporaneo di vedere il canto a tenore. Tra l'altra parte, il secondo aspetto di questa serata è che noi stasera celebriamo la vita e la carriera straordinaria di una persona, Daniele Cossello, Daniele, senza quasi mai citarlo, ma raccontando la sua straordinaria opera. Non una serata celebrativa solo della persona, che sarebbe, diciamo, ridondante anche rispetto ai 35 premi ricevuti da solo o con i tenores nella sua lunga carriera, ma un modo invece per raccontare ciò che lui ci ha donato alla nostra comunità. E quindi questo credo che sia stata una scelta, ne abbiamo discusso per tante settimane, come impostiamo questa serata. Parliamo di un tema, non di una persona, perché non c'è cosa più celebrativa che raccontare l'opera di una persona. Quindi sono molto contento di come sta andando la serata. Poco prima di iniziare il convegno con Bacchireddu e con Giacomo Severi abbiamo fatto una visita lampo al, chiamiamolo cantiere, anche se ormai i lavori sono conclusi, del nuovo museo del cantatenore e delle sonorità. Questa parola Bacchireddu, non so se a caso, volutamente stasera l'ha ripetuta tante volte. Il cantatenore è legato alle sonorità e il nuovo museo che ci apprestiamo in questa primavera ad aprire, a inaugurare, parlerà di questo: il museo del cantatenore e delle sonorità in una chiave contemporanea. Cosa vuol dire questo? Che abbandoniamo l'attuale museo della civiltà contadina e pastorale, dove abbiamo anche il totem dei tenores? Vuol dire che trasportiamo nel nuovo museo, che è costruito con una tecnica completamente diversa da quella eccellente fatta con il recupero di vecchie strutture? Assolutamente no. Ciò che è nell'attuale museo rimarrà lì e dall'altra parte avremo un altro contenitore delle nostre radici e della musica. Io credo che questo, senza l'esperienza di Daniele, del tenore Remunne Locu e poi degli altri tenores, non ci sarebbe mai stato. Cioè la musealizzazione è esattamente appunto il contrario di quello che è il concetto, diciamo, che normalmente ha anche un indice un po' negativo, no? Musealizzazione significa chiusura, significa rinchiudere. Per io quando sento la musealizzazione dei murales è una cosa che un po' mi spaventa, no? Perché penso alla bellezza di questi murales nelle strade, che sono belli proprio perché sono nelle strade, e quindi questo museo dei murales non riesco mai a immaginarlo. E un po' è così con il canto a tenore, uno può pensare di chiuderli dentro, e invece è esattamente il contrario. Con queste importanti strutture noi apriamo alla conoscenza del canto a tenore al mondo, nella nostra comunità, perché è chiaro che oggi con gli strumenti tecnologici, con l'aspettocalorizzazione, con il fatto che i tenori sono conosciuti dappertutto, non c'è più bisogno di farli ascoltare, ma noi lo facciamo a Bitti, e lì il canto a tenore diventa risorsa, non solo culturale ma anche risorsa economica. Quindi davvero potrebbe essere anche un po' come l'opera realizzata da Terra Pintada, non solo da Robert, da tutto il laboratorio all'ingresso del paese. Potrebbe essere anche un po', passatemi il termine, uno shock l'apertura del nuovo museo, ma io credo che
piano piano ci abitueremo a capire che questo nuovo museo è fortemente ancorato alle nostre radici e alla storia del canto a tenore. Nel mentre non ci siamo limitati a preparare il nuovo museo, un'opera che va avanti dal 2010, tanti anni, uno dice 13 anni per realizzare il museo. Non abbiamo voluto realizzare un museo, abbiamo voluto realizzare un museo che normalmente sta nelle città, e in Sardegna non so in quante città abbiamo un museo come quello che noi stiamo realizzando. Per avere un termine di paragone, è un museo che in termini di spazi più espositivi è più grande del MAN di Nuoro, che attualmente è forse, diciamo, assieme all'Isere l'infrastruttura museale più importante sicuramente del centro Sardegna, è tra le più importanti in Sardegna. Abbiamo anche riqualificato l'attuale museo, non so quanti di voi l'abbiano visto, molti sono venuti in occasione della mostra che abbiamo fatto con Roberto Zirani, dove abbiamo anche lì ricordato Piero Sanna senza parlare solo di Piero Sanna. Abbiamo parlato di Piero Sanna perché è stato scelto fra 12 personaggi illustri della Sardegna. È molto più importante, sarebbe riduttivo parlare solo di una persona rappresentata in un'opera d'arte. Vi invito ad andare a visitarlo, perché lì, assieme a un bellissimo progetto sviluppato assieme a Francesco Caso, a Bacchileddu, a Ottavio Nieddu, abbiamo valorizzato quello che avevamo già. Assieme alla cooperativa abbiamo scelto gli elementi più importanti, li abbiamo dato vita, come piace dire a Bacchileddu, e oggi, ripeto, vi invito ad andare, vedrete il telaio che non è più diciamo quell'oggetto, come possiamo dire, polveroso, appoggiato lì, ma lo vediamo in movimento, e vediamo che entro sulla piolu non batte un lappiolo litico, ma c'è il latte, anche se non è naturalmente è una rappresentazione, però vediamo come si fa il formaggio, vediamo la storia del nostro pastoralismo, vediamo tanti elementi della nostra storia, della nostra vita. Ecco, con questi elementi noi ci dobbiamo credere. Io penso che Biti non sia solo un paese di cultura, ma Biti è un paese che può vivere di cultura. Può sembrare un tema forte, ma è così, c'è sempre questo scetticismo che poi è smentito sempre dai fatti e dai dati. Ogni euro investito in cultura restituisce in termini economici almeno 3 volte tanto quello che viene fatto. Non è solo una crescita culturale, può essere ed è una crescita economica. Quello che sento è che ancora manca un po' questa consapevolezza. Io penso che il nuovo museo possa dare questa scossa in un certo senso. Voglio chiudere con questo, 9 minuti, e rimango sui 10 minuti, tanto il secondo giro dovrebbe essere giusto una battuta perché non vogliamo annoiare nessuno. A proposito di cultura e a proposito di infrastrutture e di progetti importanti, questa settimana abbiamo sottoscritto con la Regione, non è ancora parlato, l'ufficio stampa mi maledirà, quindi lo dico oggi in anteprima, poi pubblicheremo nei prossimi giorni. Abbiamo sottoscritto con la Regione un protocollo l'accordo per il finanziamento già assegnato al Comune di Biti di quasi 3 milioni di euro per l'area archeologica di Romanzesu. Uno dei 4 comuni in Sardegna beneficiario di finanziamenti di questo tipo, scelto come sito pilota assieme a Serri, Torralba e Tempio per candidare il nostro patrimonio archeologico e storico come patrimonio UNESCO. Insomma, al patrimonio UNESCO ci stiamo un po' viziando, perché quando c'è una candidatura di questo tipo noi siamo in prima linea. Il sito di Romanzesu con questi 3 milioni di euro inizierà una trasformazione, conservando naturalmente tutto che ha, scoprendo nuovi elementi e costruendo attorno quelle o recuperando meglio, sarebbe ancora meglio, quelle infrastrutture che poi rendono i luoghi fruibili. Ecco, quel titolo, il canto a tenore, e io aggiungo la cultura, le nostre radici come risorsa economica e sociale, se vogliamo può essere realtà. Grazie Sindaco. Allora, anch'io in qualche modo vorrei provare a tempi di avvicinamento al momento fatidico, insomma, di questa serata, con il giusto tributo a Daniele Cossellu.
qualcosa era però rimasta in sospeso, ci eravamo ripromessi di recuperarla, allora proporrei una sorta di mozione d'ordine per proseguire nel corso della nostra serata, affidando ancora una manciata di minuti alle eventuali riflessioni che non sono rimaste in sospeso, cioè in particolare per il professor Giannicola Spano quelle considerazioni che aveva fatto all'inizio. Ci ritorneremo, e allora ci ritorneremo magari pregando Giannicola in un ulteriore sforzo di sintesi. Però direi, prima di tutto questo, possiamo provare a concederci anche una pausa nelle parole, nel senso che abbiamo parlato tanto di canto a tenore, forse farebbe piacere anche a tutti a questo punto anche sentirlo, quindi ci concediamo una breve pausa e pregherei i componenti del tenore Remunno e Loco di conquistare questo spazio per regalarci una loro esibizione, devo dire questo, una loro esibizione. Totalmente unplugged, insomma. O sardo si del sardo e si desbono sempre salimba tua usa presente, non sia scherza obbediente a eterne salimba de su padruno. E scompari lentamente, ma si musiche le si dai niente, si scrittura te manco in domo capovera e rusa la crede se si scolano che la lluvia pro la diffondermi sul dai come resistis antistamne a fisor vostro
e sta confrontando si forzata. Fiorino se mandola divina Grazie molte a Dino Ruglio, Mario Pila, per ogni giorno Andrea Sella per questo loro canto. Allora proviamo a recuperare alcune riflessioni e considerazioni che abbiamo lasciato per strada nel corso della nostra discussione serale. Lo facciamo in maniera estremamente telegrafica, cominciando comunque da Giannicola Spano, prego. Grazie, no, ho lasciato il discorso interrotto, mi fa piacere riprenderlo dopo una serie di riflessioni che sono venute nel frattempo. Abbiamo visto che in qualche modo, cioè, in parte le mie domande è stata data una risposta, cioè il fatto che il canto a tenore si è trasformato, si è modificato perché la società di cui è espressione si è modificata, non si potrebbe pensare diversamente. Se la società cambia, se i rapporti tra le persone, i mezzi di comunicazione si trasformano, non può che tutto ciò determinare dei mutamenti anche nel canto a tenore, nell'espressione di questa tradizione. Alcuni elementi sono stati messi in evidenza: la spettacolarizzazione, che è un fenomeno, vorrei dirlo, che precede anche l'introduzione dei mass media e ha una storia ben più lontana. In Sardegna i primi esempi di spettacolarizzazione del folklore si hanno con la gara poetica e con la gara a chitarra, effettivamente, dove per la prima volta viene creato il palco, come diceva il professor Bandino prima, il palco che distingue tra chi guarda ed è spettatore. Spettare vuol dire guardare, e chi fa. Il fare e il guardare diventano due attività differenti. Da quelle esperienze, no? Poi, tipicamente il canto a chitarra prevedeva che
in diverse manche l'artista desse prova di conoscere tutto il repertorio della Sardegna, e abbiamo anche un esempio di ricerca anche di ciò che stava al di fuori del proprio ambito, per cui il cantante di Tempio doveva imparare il repertorio bosano, quello di Tempio e quant'altro, che ha creato un nuovo problema, che è quello della nascita di una musica sarda, mentre prima esisteva sul tenore bitichese, esisteva il tenore di Lodè, esisteva il launeddas, esisteva il canto. Ecco, là è nata l'idea di una musica sarda sotto un unico capello, che sotto un unico capello mette un po' tutto. Il problema poi è venuto fuori si è cresciuto ovviamente con quella che i sociologi della musica chiamano la mediamorfosi, cioè quelle modifiche dei repertori, delle forme di comunicazione musicale che si devono proprio alla evoluzione dei mass media, una metamorfosi dovuta ai mass media che hanno determinato, come è stato detto anche da chi mi ha preceduto, al professor Bandinu, anche diciamo i tempi stessi dell'esecuzione, i tempi ancora oggi, mi può dare conferma Giacomo Serrelli, si parla di tempi televisivi. Noi stiamo cercando anche oggi di riprodurre in questa conferenza i tempi televisivi e si dice al tenore, si dice al cantatore, mi raccomando, ai tempi televisivi, che già vuol dire quei 3 minuti che sono il massimo concesso in il meccanismo di comunicazione televisiva per un esecutore. Ecco, quindi, ma ancora prima le sonate per launeddas, le cantate sono tutte ridotte ancora prima dei tempi televisivi al tempo del long play, al tempo del disco da 45 giri, quei 3 minuti famosi. Ecco, problematiche che non fanno altro che ricordarci come, essendo il canto, la musica popolare, una espressione diretta della cultura che rappresenta, cambiando la cultura, cambiando la società, non può che cambiare anche il panorama. Ma soprattutto una cosa importante è cambiato, sono cambiati, diciamo, gli attori di queste musiche. Non so se nel censimento di cui parlava Sebastiano Pirosu è stato anche, sicuramente sarà stato messo in evidenza anche la componente sociale di chi fa canto a tenore. Ho fatto un po' a spanne i conti, 900 tenori, dividendo il totale per 4, non funziona, ma mettiamo che siano 900, ecco, ma rimaniamo anche su 3500 circa attori in questo ambito. Quanti sono pastori? Quanti invece sono medici, avvocati, giornalisti? Ecco, questo sarà interessante, perché ovviamente questo pone dei problemi seri a chi fa l'etnomusicologo, che si occupa di musica popolare, cioè musica del popolo, mentre adesso vediamo che tutto, diciamo, si è trasformato. Un tempo chi usava la musica, no, la musica colta erano gli aristocratici. Se io fossi nel Settecento, nell'Ottocento, avessi chiesto a uno dimmi che musica ascolti, ti dirò che sei. Ascolti i minuetti di Mozart, ascolti Beethoven, vieni da quel ceto sociale. Ascolti quel canto a tenore, vieni da un altro ceto sociale. Adesso non si può più dire ovviamente tutto questo, quindi sono tutte delle trasformazioni che ci interrogano sul rapporto che le società moderne instaurano col folklore, che la natura di studi sul folclorismo, che non ha una accezione negativa nella storia degli studi etnomusicologici, ma semplicemente cerca di porsi in una prospettiva di studio del folklore, cioè delle tradizioni del passato, attualizzate, tradotte, trasportate, tradite, come diceva prima Bandinu, e anche selezionate nella situazione odierna. Cioè, in realtà la parola che dobbiamo aggiungere a quelle già elencate di tradimento, di trasporto, di tramandare della tradizione, c'è anche quella della selezione. La tradizione selettiva prende quello che serve e lascia quello che apparentemente non serve, e non possiamo avere l'immagine di una tradizione come di un monolite che è piovuto dal passato, ma un qualcosa che non dico che si evolve, che si adatta e che si trasforma man mano che... È importante a questo punto, credo, è fondamentale, e le istituzioni dovrebbero tenerne conto, la documentazione. Lo dico sempre, cioè il fatto che noi non possiamo fermare il tempo, né possiamo fermare
le dinamiche attuali di fruizione e di consumo della musica anche di tradizione orale. Non possiamo fermare la storia, non possiamo fermare il tempo, però abbiamo il dovere che è quello della documentazione, dello studio, dell'analisi, della creazione del repertorio, perché questi rimarranno, perché probabilmente il canto a tenore fra 100 anni sarà tutt'altra cosa e probabilmente noi, se vivessimo ancora 100 anni, non lo riconosceremmo come tale, forse avremo difficoltà a riconoscerlo come tale. Tuttavia ritengo che sia un dovere nostro quello di fare in modo che questo repertorio, quest'uso rimanga e venga documentato. Le istituzioni dovrebbero dedicarsi a questo più che a creare scuole di tenore o scuole di launeddas che rischiano, se non trattate opportunamente, di fare più danni a portare più danni che benefici. Io credo che sia questo il dovere delle istituzioni. Purtroppo un atteggiamento miope delle istituzioni a livello alto ministeriale ha impedito che i conservatori continuassero a fare ricerca e formassero dei ricercatori adatti a operare nel territorio, nella documentazione, e questo purtroppo, nonostante i due tentativi dei conservatori di Cagliari e Sassari congiuntamente, si è perso. Cagliari continua imperterrito, però andando più nella direzione della formazione di musicisti popolari, che è un controsenso ovviamente riportato in quell'ambito. Ci sarebbe moltissimo altro da dire, ci sarà un'altra occasione. A proposito dei tempi televisivi, Bizzi TV che ci accompagna e che ringraziamo ancora per questo importante contributo, però non ci condiziona, non siamo ancora ai titoli di coda, e poi Bizzi TV è abituata a questi tempi particolarmente dilatati. Altrettanto in maniera telegrafica, se da parte di Sebastiano Piroso e Bachisio Bandino ci sono altre considerazioni e riflessioni lampo da poter fare. Questo tenore che abbiamo ascoltato poc'anzi, un bello tenore, non è confrontabile con un tenore degli anni 50, ma dico radicalmente non è confrontabile. Persino su base da contra, bimbi rimbombo rambò, assolutamente no. Io ce l'ho dentro quel bo, con quella vocale O, che è la vocale più profonda, è la vocale vicino alla gola, la O, non è la E, la I, che è una vocale che sale. Quel bo era profondo e insistito. Quindi il cambiamento è, come si diceva, fra 100 anni sarà diversissimo. È bene che sia così. Nessuna nostalgia, perché non è una classifica di valore, questo è il mezzo deus, sono diversi, la diversità è una ricchezza. Per quanto riguarda, dicevi tu, si stanno esibendo adesso o no? No, assolutamente questa non era un'esibizione. Questo era un canto del popolo, ascoltato dal popolo, in uno spazio vissuto dal popolo e storicamente popolare, Lucina, del movimento, come dice la stessa parola Cina. Ed è tradizione popolare. Questa che abbiamo ascoltato adesso è tradizione popolare, non è spettacolo. Quando questo tenore va a cantare, come è capitato nella villa a Como, mi ricordo bene, quella è recita. L'importante è che quella recita sia rispondente ai linguaggi veri, cioè bisogna fare teatro. Quando un tenore va fuori non è più la tradizione popolare che viene portata fuori, no, come puoi portare fuori la tradizione popolare? Trasportiamo tutto a biti là. Allora la tradizione lì non è tradizione popolare, lì è un'esibizione. Allora l'esibizione deve rispondere a canoni precisi, è questo che bisogna insistere nel dire ai vari tenori, i canoni precisi e ai balli soprattutto, e sono quelli rispondenti ai linguaggi specifici, come se tu stessi facendo teatro. Tu fai l'Amleto, fai l'Ediporre a teatro, è sempre quel testo che viene riprodotto diversamente a seconda dell'intelligere del regista e viene fatto come rappresentazione di un'opera d'arte. Rappresentare un testo
il testo è il tenore e viene rappresentato in uno spazio alto fuori, rispettando tutti i canoni del teatro, non a improvvisare gai. Quindi le maschere di Mamuyara, quando il 17 fanno quelle tradizione popolare profonda, vera, vissuta, vita e mannicata. Quando vanno a Milano è un'altra cosa. Allora a Milano tu rappresenta, come in un teatro, secondo i canoni teatrali, i linguaggi del mondo da cui tu provieni. Duas cosas que me caía lasciato e una risposta senza Gian Nicola, l'argomento è stato bello, questo del suo conservatorio e del suo ruolo che tenessi scuola. Una è che su tenore sempre spruso in questa storia moderna è attaccato a Saida, il raidinato sempre più forte, ti mente di sì che perdere, ti mente di sì che sperdere, sempre di bruso a Saida, a Saida, a Saida. E mi è capitata una cosa che è finza bella e interessante a Baidenda sul tempo di oggi. Con dal Bidasa che, come è tornato Bacchiretto, si Saida non la crea più una tradizione, se non la severata, l'abbandona, la lasciata. Su di noi poteva tenere scusa sorte in donzi loco, la tenta in certa Bidasa, in mera al Bidasa, su Bruldes al Bidasa, hanno fatto questa operazione. Come a distanza di anni, che in questo uomini scomenti Artanielle, Atteroso, che hanno impilato su tenore da essere una cosighetta di bassa categoria, che l'hanno piccata a spalco del suo mondo, e della televisione del suo mondo, e internet a donzi parte il logo, come lo garantorra. Come lo garantorra, che era intorrare a cantare a tenore. Va da Massimo un montone di zofano, che sono in medalbita storrende a cantare a tenore, che era a tenore, però non tengono modello, non tengono storia, soltanto si sono non danno registrato, il tema in importa, anziché da cantare, manco bisogno, e tanto non tengono nulla. E questo zofano, stanno dimanda, una dimanda retorica che facciamo, se non facciamo tutto, ma teni diritto questo di cantare, ite che narra cantare a tenore, certo che teni diritto, siamo su, buona sorte nostra in un mondo che questa libertà si assunessi, non la nega a niuna, è giusto, quando mai non deve cantare, chi che ne fagana, tutto, però è canto a tenore. Faccio un esempio per non scomprendere. Io sono stato chiamato in Oche per un fatto che in intro dei bitti vada sentimento differente se il su bessare a su denore e a evoluzione che su denore tenti in bitti. Poi devo paragonare che in altre cose capitate in Sardegna e questo è il gai, in bitti, in Sardegna. E se uno in Oche, ma non in bitta se io in bitta mi permetto de fare scontra e chi su denore in bidda e fa due zirighe del bitticheso mi narrano bustiamo lascia questa tassa con la banda che si scominciando che si rivora per est e vada una competenza che è il gallo manna in intro del Saida su che è andato Bacchiretto che distingue bene da sanno schimbanta oie vada una competenza comprende su tenore, non è che su primo che li scuta comprende minimamente vado una competenza manna in desigo se entra salvita nostra questa competenza in me da gente bel gallo in tutto questo scantatore si è appassionato il bel gallo e questa competenza ti narra sue faghere se il gallo in intro de Saida se il galo Saida se il galo cantende su chi Saida ti narra de cantare casi che se il dai gusto non se il facende nuda se il facende danno in un altro luogo chi non v'è gusto che l'hanno abbandonato eccetera tutto il sistema li bottimmo un narre che canta a tenore
Este è una cosa bella, di sicuro, una bella cantata, una cosa che noi apprezziamo e anzi che io ti atisizzare che lo vagano tutto salbite al de Sardegna senza ne mancare mancuna. Questo lo di atisizzare proprio. Su tenore che colonizzare la Sardegna e poi Garfende come te vagano in America che hanno fatto un tenore, in Giappone hanno fatto un tenore, sono contento. Ma li bottimmo un narres chi è scanta a tenore. E sta bene in bitti gusto chi bestoia, noi su tenore lo stanno schimbanta, però è scanto a tenore del su 2023, il su 2024 ad essere differente, ma è scanto a tenore, Saida Lugherede, tutto voi che siete sinopoli dimostrate. Este e finza sacando la comunità riconosca questa musica, questo è scanta a tenore, quando la comunità non lo riconosca è bella, è arte, ma è un'altra arte. Questa è una cosa che devo si scuola e serve. Noi sì, chi nel sozio del sostenore, se va a insistere, che abbiamo fatto questo censimento e un montone di altre cose, circa documentazione, e che si chiama alla pagare, si deve scrivere, la pagare anno, si su ministero si chiede lo finanziare. Ma l'istituzione sarda pare che sia una zigosurda. Siamo in campagna elettorale ma non ha intesa niuna, è un'ala di satira, di supera, di giutta, fai dentro di questa cultura che fai da di noi invece si sente di investire sulla cultura. Essa musica e scultura come intesa archeologia, come tutto il resto che teniamo grazie a Dio in Sardegna ne teniamo un meta di cultura. E questo progetto tiene sul laboratorio si sa si scuola, che è una cosa differente dai suoi conservatori. I conservatori la pensano esattamente come a te. Deve formare ricercatori e studiosi, capendo a bisogno, e la Sardegna è tutto caso di studiare, non come si pensa da chi ha già tutti studiato, è tutto caso di vagare, su 90% che è gallo fatto. Le schimose, abbaidendo dai segui, abbaidendo da oie e chi sopra da innanti scuro. I salbitas hanno il bisogno di essere modernos finza in questa trasmissione della musica, delle aree coscienza del suo scambiamento che ha descritto Gaiene e Bacchiretto questo zero, che so contento deve essere stato. Per questo non per me, poi che a Savine hanno il bisogno della modernità, dei suoi strumenti della modernità, per mantenere via questa cultura nostra che già ho penso che i suoi cantatori che tenevano un montone di fare Maria ma sa perdonare mi cantirato altri argomenti e che in Donzida conoscano questo mito, che lo conoscano a Sosatros, che quando si mentovano un cantatore a tenore, donzi vicino de Sardegna a votannare, e come te cantai a questo zio, e tambene che lo votannare finza si sardo. Grazie molto anche per questi ulteriori contributi. Veniamo a Daniele allora, veniamo a Daniele Cossello, a questo riconoscimento che riceve stasera. Credo di avere ovviamente bisogno dell'assistenza, anzi a questo punto chi guida, chi sarà il sindaco immagino, o Mario, certo me lo sa, il delegato alla cultura, entrambi, perfetto. Daniele intanto avvicinati qui accanto a noi, prego. A questo punto come un ulteriore riconoscimento arricchisce il, come si dice, il già ricco palmarè che Daniele Cossello ha costruito nell'arco di questa sua lunga carriera. Mario, prego. Sì, grazie, sono veramente molto contento anch'io per questo convegno, sono stati veramente toccati dei temi importantissimi, veramente molto profondi. Io volevo lasciarvi con una piccolissima considerazione. Allora, si è partiti dal canto a tenore come cultura popolare, si è arrivati al canto a tenore con la spettacolarizzazione e adesso viaggiamo su questi due binari paralleli che ci portano verso la centralità del paese di vittima dell'intero centro Sardegna per la valorizzazione appunto del canto. Io credo che però in questo momento storico ci sia l'esigenza effettiva di fare un piccolissimo passo indietro
per tornare effettivamente a quella che è la cultura popolare. Questo perché? Perché la spettacolarizzazione del canto a tenore e la centralità del canto a tenore che viene conferita ai paesi viene alimentata necessariamente dalla cultura popolare. Non si può avere la centralità e lo spettacolo senza quell'animus popolare che governi poi veramente il sentimento del canto a tenore. Quindi io rivolgo a tutti i giovani come me, ai più giovani e anche a quelli un po' più grandi, di impegnarsi per riscoprire veramente il vero sentimento del canto a tenore, in modo che poi ci sia un ricambio continuo verso la spettacolarizzazione, la musealizzazione e la centralità e appunto l'investimento nella cultura. Detto questo, io sono veramente orgoglioso di avere Zio Daniele a fianco a me, sono orgoglioso di fare questa operazione nel mio umile mandato amministrativo e ieri appunto abbiamo conferito l'onorificenza della cittadinanza benemerita a Zio Daniele e abbiamo speso appunto alcune parole proprio nella delibera che è stata emessa dall'organo comunale. E lì è stato evidenziato appunto che Zio Daniele si è distinto in tutto il mondo come ambasciatore dei reali valori identitari. Ha lasciato sicuramente qui a Bitti la parte teatrale molto interessante su cui è stato approfondito l'intervento di Bacchireddu e si è veramente reso portatore di quei nostri valori in tutto il mondo. Inizialmente a Bitti è stato osteggiato culturalmente, non è stato osteggiato con azioni pratiche, reali, concrete, è stato osteggiato da una mentalità: capirai a cantare a tenore, peschi per solo Tanielle, peschi per solo Batorepante, peschi già contra, peschi là che solo Tancredi. Ecco, questo è stata, diciamo così, il limite, no? Iniziale. Poi piano piano c'è stato un cambiamento, c'è stata, come dire, una lungimiranza di Zio Daniele, c'è stata veramente una sua forza morale, etica, veramente di carattere nel portare avanti questa tradizione che stava morendo, a fronte appunto di questo, come dire, di questa contrarietà dei molti suoi coetanei che ovviamente come lui cantavano e che non riconoscevano inizialmente in lui nel tenore Emanuele Occu quello che poi invece il mondo ha riconosciuto. Quindi Zio Daniele, grazie al pelo del coro di tutto ciò che ha fatto, veramente bonne tornamo il merito manno, grazie. Leggiamo, dopo insomma, il discorso di Mario non c'è davvero niente da aggiungere, quindi leggiamo: il Consiglio Comunale di Bitti conferisce al signor Daniele Cossellu la cittadinanza benemerita per meriti conseguiti nel campo della cultura quale innovatore del canto a tenore nel mondo. Bitti, dicembre 2023. Prima di dare la parola a Zio Daniele, abbiamo con questo riconoscimento voluto anche sfatare il mito che nessuno è profeta in patria, oppure il fatto che i riconoscimenti arrivano solo dopo tanto tempo. Io penso che questa su Zio Daniele anche in questo, in modo diciamo in questo caso non voluto, però tracci una via. Abbiamo molti cittadini illustri ancora da ricordare. Qualcuno è passato così anche negli ultimi anni, troppo velocemente, poco ricordato. Parlo in particolare di uno studioso, Raimundo Turtas. Adesso siamo sempre in famiglia, ma stiamo parlando di uno dei più grandi studiosi della storia della Sardegna e altri. Insomma, abbiamo bisogno, come diceva Mario, di ripartire anche da noi stessi, dalle nostre radici, dai tanti cittadini illustri che rappresentano così con autorevolezza e con forza e dignità la nostra comunità e che ci rende, diciamo, non dico grandi agli occhi degli altri, però è certamente un paese, una comunità apprezzata per questi valori. Giacomo, se sei d'accordo, subito la parola a Zio Daniele. Grazie. Io sono metta orgoglioso
te iucherep in mano su questa pergamena che promene è una cosa meta manna a resire po questo premio meta valoroso. Soprattutto mi ha colpito sindicazione, innovazione di suo canto a tenore a carattere mondiale. C'è innovazione, ma poi borbata su punto, fruite este innovazione su che hanno fatto noi. Innovazione che siamo partiti dai nuda, che hanno istituito un gruppo di suo canto, compare Tucconi, Battore Pante, Piero Santo e Geo. Non nos aspettavamo di arrivare a questo livello, che una cosa di pazzia che deve essere stata. Ma io ho fatto una promessa: se voi ponete in mente, se noi siamo coerenti, noi potremo arrivare anche a cantare in seno a un gruppo di immigrati in Europa. Un gruppo di immigrati di visichesos, di sardos, di amigos nostros, costruiti la massima aspirazione che io ho presentato. La partenza che abbiamo fatto è stata efficace, che tenne conto che in ogni cosa biccherete fortuna, sorte biccherete il suo comporare e fortuna biccherete il suo endere. Se queste cose non vengono proprio chiss'animo, non fa che te a fare da innanzi, non potrei andare da innanzi. Io mi sento meta affaticato, anni mi impongono di stare in salotto, che forse donzerie sono mancate. Si battono patuabba, si mette. Mai mi è scostato custo a Bierepo una cosa durante la serata del canto. Mai. Neanche in Battore Tancredi Piero, ma nemmeno chi sorsovano, chi sono stati brillanti a sostituire primo a Battore Pante, a sostituire sul basso del Battore Pante non fu facile. Sul basso del Battore Pante è tutto particolare, tutto una reia, sono stati i colleghi sul basso del Battore, a suo Battore un pilastro Battore. Allora Battore dopo 20 anni, iniziando sul 1974, Battore e sul 1994
Battore si scherza sostituire, non me la chi ha bruso, nara egli disse. Però, su basso è sempre efficace. Manca colato 2 anni a non sconvincere, a buscare, ma sonatelo, non più facile a cantare. Se non che si presenta sul caso di Marieddu. Marieddu si sposa Lissio, e dall'Eddu è stato accursiato e l'ha donato. Maria, a te la sentisi a sostituire Abbatore? È rimasto legato. E chissà che mi lamento. Ma allo sostituire a vero questo nonno? Allo sostituire a vero. Ah, tanto rientra a Parma e l'irtosa Serdiese e Menneghira. Pronto? Compare Tucconi è arrivato a suo 2 amici e 2 e poi io nel de salute se devi tu sostituire. Amo a sapato che conosciamo bene a Pierluigi metta contento di piccare di supposto a Tancredi puro il tuo pilastro e tu una contra invidiata dai tutto e gai matessi è stoccata Piero su 1000 e no weekend su 2 missa e batturdichi Piero lo sa lasciato definitivamente. Questo battere ho 13 che mi sono entrato, l'unico che mi sono rimasti poi ero. Questo stress ha napito il coraggio di mantenere che battapito cramata sa chi non scramaiana a mancare veramente a 18 dies, 20 dies, 20 dies in Australia, in Argentina. E quindi questo battolo a questo stress ha mantenuto veramente bene. Poi sapete è stoccata mia il suo a missa ed è che 9 mi sono debito ritirare per ragione di salute sempre e binamente sa per l'anzianità io mi sono ritirato a 87 anni e quindi però sono stato circa 3 anni che ne cantare in nudo. A canna poco ripeto sono 90 anni ha po' cantato questo che non è caso di attesa. Ecco come stasera che intanto piacere e voi sì mi l'aspettate se di cantare po' chi so satero stresse chi Questa è una gran bella sorpresa, ritrovare ancora la voce di Daniele Costello con il suo tenore Remunnu e Locu. Daniele.
Prende tantumi che tribulare, il tenar degli schiresa che adoro, il tenar degli schiresa che adoro, non ti può Credo che il miglior suggello, il miglior cultura ne potremo trovare per questa nostra serata. Grazie veramente di cuore a Daniele Cossellu e al tenore Raimundo Loco. Con loro voglio anche ringraziare quanti hanno dato il loro contributo nel nostro lungo e approfondito dibattito serale: Giannicola Spanu, Roberto Mazzeggia, Attilio Bambino, Sebastiano Turoso. Grazie molto anche all'avvocato Iai, presidente del conservatorio Canepa di Sassari. Daniele. E mi tocca a te neanche solo ringraziamento, Ginocchi. E chissà prese di altre cose. Mi sono dimenticato che persona anziana, mi sono dimenticato di anche sos augurios a sos sindaco, a sa giunta e tutto quanto il consiglio comunale che ha statuato il suo consiglio per questa proposta che si è stata data, insomma, di conferire questo premio. Io ne sono orgoglioso di voi e quindi sono veramente contento. Grazie, ci farà piacere se volete ancora trattenervi con noi per un momento conviviale nel foyer del teatro. Grazie, grazie ancora a tutti. Bene, abbiamo finito questa diretta, adesso Cine Teatro Ariston, che commenta a sua solita permessura, che è una bella figura, a Toto Saizza, che in questo bellissimo locale, che tutto vantano e oggi i prenu e ne siamo metà contento e speriamo insomma che si categori che questa idea mostra vitalità come l'ha mostrata oggi. E tanto a menturvidere da parte del BC TV, che vi saluto e vi do l'appuntamento a casa, che cras pure rubata a 3 eventi e posti casa galuate. A menturvidere, addio a tutti.